Giovani Padani. Buonasera a tutti da Gabriele Abbiati, trasmissione Oltre la Notizia, Giovani di Milano. Prima di presentare gli ospiti do i numeri per intervenire, poi ce ne dimentichiamo sempre. 02 66 20 35 29, sms 346 64 27 756, oppure su Facebook Gabriele Luigi Abbiati, chiedetemi l'amicizia e sarò ben felice di appunto accettarla per poi commentare in diretta le notizie. Allora, la mia sinistra, perché ci segue in Hangout, 0 spettatori, quindi qua bisognerà fare qualcosa. Stefano Bonizzi. Buonasera a tutti. Alla mia destra è un po' di settimane che la salutiamo, Sì, ciao, sì, ci manca, ci poi fa ci fa attendere, poi non ci saluta, cioè non ci ascolta mai quando è a casa, quando è qua fa la padrona di casa, Chi sarà mai? Chi sarà mai? Federica Epis, Ecco, ovviamente. visto? Pota. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Abbiamo già cominciato. Noi salutiamo, andiamo. No, prima di salutare salutiamo Marco che mi ha appena richiesto l'amicizia, poi c'è una Stefania Rosario che ha sbagliato, quindi non l'accettiamo. Vabbè, se vuole aggiungermi. Se vuole aggiungere, prima guardavo della Repubblica Dominicana, se interessa magari. Andremo in ferie. Cosa... se fem? No, ti stavi dicendo qualcosa? Ma... No, vabbè, tanto è tornata la Federica. Ci quindi devo parlare io. No, sì, noi ascoltiamo, se vuoi ogni tanto ti disturbiamo. Oramai questa trasmissione è diventata così, cioè veramente prima o poi qualcuno chiama e dice vi do il tè con i pasticcini, perché tu adesso Fede un po' che manchi, è un po' che manchi, ma ultimamente abbiamo preso questo andazzo di farci gli affaracci nostri in questa mezz'oretta del venerdì sera. No, scherzo, abbiamo delle notizie importanti che abbiamo preparato per voi. Inizio subito, la notizia del 3 di giugno, Brescia oggi, Salò catturati dopo rapina in villa. 2 dei 3 banditi albanesi responsabili di una rapina in villa sono stati catturati dopo un inseguimento iniziato a Salò e conclusosi a Arezzato, dopo aver rapinato una famiglia sul Garda sulle colline di Salò. Vittima un bancario in pensione e la moglie che hanno dovuto consegnare gioielli e soldi. L'uomo è stato anche costretto ad un prelievo al bancomat ed è stato tenuto in ostaggio per mezz'ora. La vettura con a bordo i 3 rapinatori albanesi è stata intercettata in tangenziale dalla polizia stradale. L'inseguimento si è concluso dopo oltre 20 km. 2 banditi sono stati catturati mentre tentavano di nascondersi nelle vicinanze dello stabilimento Saber di Rezzato. Il terzo invece è scappato. Per far desistere i rapinatori, le forze dell'ordine hanno sparato in aria colpi di pistola e di mitraglietta. Massimo in riservo di polizia e carabinieri sul grave episodio. 3 settimane fa la rapina in una villa in via Stretta in città. Fede. Che dire? Brescia, vai. Brescia è una delle città, sappiamo, con la più alta percentuale di popolazione immigrata. Io però, visto che si parla di Brescia, non facciamoci mancare un saluto, visto che c'è un amico di Torbole Casaglia che ci sta ascoltando, che si chiama Giuseppe Ferrari. E volevo salutarlo da Radio Padania. È in palestra? No, infatti io l'avevo letto. Sul tapirulano è caduto per l'emozione della saluto della Epis. No, ma io lo sapevo che dovevi fare questo saluto. Però quindi che fai sempre quello che vuoi tu, non commentare la notizia. Poi l'avremmo salutato. Intanto saluto a questo punto anche Michele che mi ha richiesto l'amicizia. Dai, Fede, quindi... io saluto il mio asse da stiro. Sì, non lo vedrò per 3 giorni per andare a firmare, far firmare. Perché tu non lo sai, ma lui è l'uomo del vieni a stirare, che tu sei mancata un po' e... Lo sa. No, ma me l'ha raccontato prima. Sì. Ecco qua, già vedi Marco, mi ha scritto viva la Lega e viva la Fede. Che bello! Ha scritto Fede. Ciao Marco! Grande Marco. Anche Roberto, prima quando ho scritto grande bresciana PS, hai visto che dov'è che eri alla festa di Martinengo, come eri vestita? Ma alla festa di Martinengo non ero vestita in nessun modo, però visto che mi scocciano sempre perché non metto mai le gonne, allora ho ben pensato di mettere un vestitino tutto verde, così era in tema leghista. E tra l'altro bellissima serata col segretario federale e con anche un nostro famoso sindaco Lanzini di Brescia che abbiamo portato in trasferta a Bergamo. Tu che non sei voluto andare. Esatto. Siamo persi la Epis in gonna. Va bene. Niente, andiamo avanti. L'altra notizia, Arrigoni, nostro deputato, giusto Fede? Esatto. Sono spariti 3 miliardi di euro per le scuole. L'Ecco Today, 3 giugno 2014, l'ex sindaco di Calolzio Corte, ora senatore, vedi Fede sbagliato, della Lega, si chiede dove siano finiti i finanziamenti per le ristrutturazioni degli edifici scolastici. Arrigoni rimarca la mancata promessa del Premier Renzi sullo stanziamento di 3 miliardi per le scuole.
Dove sono questi 3 miliardi promessi da Renzi per le scuole? È l'ennesima bugia. Sebbene il Premier abbia promesso all'inizio del suo mandato il riammodernamento degli edifici scolastici, nel decreto tutto quel che c'è, termini di ristrutturazione degli istituti, sono solo i 244 milioni in 2 anni che potranno essere utilizzati in deroga al patto di stabilità e non quindi nuovi stanziamenti. Il provvedimento inoltre riguarda solo i comuni. Il senatore conclude chiedendo spiegazioni. Sono stati bocciati i nostri emendamenti per gli edifici gestiti dalle province, aggiunge Arrigoni, una grave lacuna e dimenticanza. Dove sono finiti quindi i 3 miliardi promessi da Renzi? Ribadisce l'ennesima bugia del Premier. Io ricordo che Regione Lombardia 30 milioni di euro li ha messi quest'anno per l'edilizia scolastica, quindi noi facciamo i fatti e loro raccontano, fanno propaganda. Propaganda, ma soprattutto queste notizie sull'edilizia scolastica fanno pensare a questo grande baraccone che è la scuola e in generale l'istruzione in questo paese, perché noi sappiamo benissimo che in realtà vengono spesi molti soldi anche rispetto ad altri paesi europei per la scuola, solo che questi soldi ovviamente non vanno in formazione, in progetti, non vanno in ricerca, non vanno nelle strutture e anche servizi, infrastrutture per le scuole, ma vanno sempre nel solito stipendificio che continua ad accumulare insegnanti che peraltro quasi mai accedono per concorso, ma sempre per graduatorie, quindi passando per i sindacati, e alla fine i nostri ragazzi si trovano in edifici pericolanti e si trovano i comuni, in questo caso l'ottima regione Lombardia, a metterci una pezza importantissima, però con tutte le tasse che paghiamo non capisco perché le mie tasse devono servire non per l'istruzione dei miei figli, dei miei cuginetti, visto che di figli non ne ho, ma invece devono servire per fare lo stipendificio. Allora, fermi tutti, 3 sms. Ciao Gnari, la Epis la perde mia, giusto? Oh. È il nostro orgoglio padano de Brescia, giusto? No, sentite, io sono milanese, scusate. Cooper Sessiu ai del Medol. Ciao Cooper, grande ciao Cooper, Botticino. Grande, lui ci segue sempre anche quando non ci sei tu. Lo so. Cooper è un grande padano. Miss oltre la notizia. Miss oltre la notizia. Voglio la fascia però, allora. La prossima volta voglio però la fascia. Abbiamo 0 spettatori in hangout. Ripeto quello che ti ho scritto oggi. Cioè, la Tortini si è tolta il maglioncino quando è venuta qua ospite e siamo andati a 7. Finché non rivedrò 7 lì, per noi... ma la Tortini... rimettiti il maglioncino. Ma la Tortini sembra una modella. Io ho un bel sorriso, però insomma, non è che posso fare tutte queste... Non esageriamo. Non si firma, ragazzi, sempre peggio. La sinistra uccide questo paese. In effetti. Ciao, buona serata e complimenti a tutti. Un saluto particolare al ritorno della Federica da Giorgio e Roberto da Brescia. Ciao Roby, ciao Giorgio. Ciao Roby, ciao Giorgio. Ciao. Una telefonata, pronto? Ciao, sono Alessandro. Ciao Alessandro, da dove? Sardegna. Vai. Niente, io volevo dire una cosa. La gente ancora non ha capito che la moneta, perché ci sta chiusi? Perché la moneta in realtà viene messa a debito, non a credito. Cioè, se non ripristiniamo la sovranità monetaria, non ne usciamo più. Cioè, gli interessi passivi, noi le tasse, il 90%, finiscono a pagare gli interessi passivi del debito pubblico che vanno in mano ai detentori dei titoli di Stato, al 90% le banche estere. È vero. Cioè, stiamo lavorando per pagarle. Dagli anni 80 fino ad oggi sono stati pagati oltre 3.000 miliardi di interessi passivi sul debito. Cioè saremmo in attivo di 1.000 miliardi se la moneta emessa fosse messa nel proprio tesoro, esatto. non a prestito. Questo è il problema numero uno, qui la gente, non parlo di signoraggio bancario, ma parlo di proprietà della moneta. La moneta è di proprietà della collettività che genera la risorsa reale, non di una tipografia denominata banca che stampa dal nulla con questi pulsi elettronici il denaro e lo presta in cambio, cioè massa monetaria fittizia in cambio del nostro lavoro. È vero, è una cosa pazzesca, è un girone infernale. Non ne usciamo più da questa da questa situazione. Poi io spero che convenga, vai. Convenga con me. Uno Stato, per essere uno Stato, deve stampare la moneta. Torniamo sul discorso scuole, deve dare istruzione, deve dare sanità, e qui negli ultimi anni ci sono stati fior di tagli anche da quelle parti lì, e deve fare infrastrutture. Siamo sempre lì, giusto? Dato, ce l'abbiamo giocati. Un saluto comunque al nostro amico assolutamente, della che dalla Sardegna poi
sono d'accordo con entrambi, con Stefano che ha fatto effettivamente una visione di Stato un po' poco, diciamo, che interviene sulla vita pubblica. Sì, ma quelli lì sono gli stati che funzionano. Invece quelli che non funzionano sono fondati sul lavoro dei padani, ovviamente, per mantenere tutti quegli altri che non fanno un tubo. Cosa ce ne facciamo di questo Stato? Non lo so. Niente. Io sono molto critica. Vai, tagliamo via, tirato su un muro netto. Ciao, sono Michele, un saluto da noi giovani padani del Friuli Collinare e non. Caro Renzi, la Serracchiani potrebbero gentilmente tornare a casa. Girano voci di 120 milioni da tagliare alla salute in Friuli Venezia Giulia, ci tolgono i soldi, la dignità e anche la sanità. Roba da matti. Sì, ok, sanità. D'accordo anche lui con tira su un bel taglio netto. Salutiamo Giovanni che ci segue in Hangout, sono diventati 2 nel frattempo. Bene. Sì, che Giovanni dice come 0 spettatori, intanto salta la connessione, sembra che non ce ne sia nessuno e invece c'è qualcuno. Sì, però specifico che sono quelli in Hangout, noi abbiamo centinaia di migliaia di ascoltatori e sono solo quelli che da internet, non è che cerchi sempre di salvarti l'acqua al suo mulino. Ma no, ma ti ascoltano, guarda solo tutti quelli che hanno scritto i messaggi. Sì, che ti prendiamo in giro, andiamo avanti. Vedi, Friuli, io c'ho la notizia pronta. Il sindaco di Udine partecipa alla conferenza negazionista sulle foibe. Riceviamo e pubblichiamo da Udine. La notizia l'ho recuperata su questa è la sinistra italiana. Apprendiamo senza troppo stupore che nella giornata di ieri il sindaco di Udine, Furio Onsel, si è presentato alla festa organizzata dalla rete antifascista antirazzista friulana, partecipando ad una conferenza che ha visto come protagonista la negazionista delle foibe Kersevan. Questa discutibile mossa viene messa a segno dopo mesi difficili per il sindaco, messo alle strette dalle forti proteste dei commercianti tinesi duramente colpiti dalla viabilità voluta dalla giunta targata PD, dalle contestazioni degli stessi comitati organizzatori dell'evento negazionista per la vendita di Amga ad Era o per la costruzione del megapark in piazza Primo Maggio. È emblematico inoltre che la sinistra provi a nascondere le proprie contraddizioni e i propri insuccessi, facendo la parte degli oppositori a contratto e riproponendo l'ormai inattuale liturgia dell'antifascismo portata avanti da una sinistra radicale evidentemente sempre più relegata al misero ruolo di bacino elettorale perfettamente integrato alle sinistre liberiste. Il comunicato arriva da Casa Pound, comunque mi sembrava caso di leggerlo visto l'importanza, visto che qua in Consiglio di Zona 9 c'era stato un consigliere che aveva negato le foibe e ha dovuto dare le dimissioni, direi che il sindaco di Udine potrebbe anche dare le dimissioni. Sì. O quantomeno chiedere scusa. Sì, ma qua c'è questo, poi io adesso capisco magari Milano, un ragazzo giovane, indottrinato, magari carico di ideologia, che possa sbagliare, perché io gliel'ho concesso a questo ragazzo, sicuramente con massimo rispetto per chi ha subito questa tragedia dopo la fine della seconda guerra mondiale, però succede che un ragazzo magari giovane possa farsi trasportare dall'ideologia più estrema. Qua un sindaco a pochi metri da dove queste cose sono successe, mi spiace, non lo concepisco assolutamente. No. Sì. Inconcepibile, confermo. È veramente una al di là che si vede velatamente come il sindaco non faccia il sindaco, ma presidi dove ci sono altre lobby che portano voti, però i commercianti, comunque anche il parco all'interno del paese, sono cose che vanno fatte e sono segni di buona amministrazione. Credo che sia un parcheggio. Sì, un parcheggio, un megaparco, ok. Però sono cose che distinguono un sindaco buono da uno che è lì a scaldare una sedia e basta. Non parliamo di sindaci, che quello di Milano fa schifo. Quanti voti portava la scuola? Pochini. Gli slogan del Renzi non suscitavano molto entusiasmo, quindi meglio glissare, tanto nessuna delle pecore italiane se ne ricorderà più. James McCormick ci segue sempre. Sì, salutiamo. Ciao James. Vado avanti. Trovato un mitra nascosto sotto un cespuglio in un campo rom. Ecco, siamo arrivati a Milano. Un mitragliatore è stato trovato e sequestrato dagli agenti del commissariato di Quarto Giaro all'interno di un campo nomadi a Milano martedì pomeriggio. Intanto prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Ciao a tutti, ciao, sono Luca di Pombia. Ciao Luca. Ciao. Stavo ascoltando appunto quello che dicevi prima, ecco, mi permetto di dissentire leggermente su quello che dicevi, cioè la giustificazione di un ragazzo giovane carico di ideologia che potrebbe magari... Ecco, l'errore che noi facciamo spesso e volentieri è quello di trovare sempre, proprio per una questione anche di correttezza,
ma cercare sempre di spezzare una lancia in favore di questa gente, quando loro nei nostri confronti non spezzano neanche un grissino, nel senso che la tolleranza zero come loro la dimostrano nei nostri confronti anche nelle cose più piccole, perché noi siamo abituati a essere così, diciamo, democratici, mentre loro assolutamente no. Quindi non giustifico neanche un ragazzo indottrinato ideologicamente, giovane, con i peli del culo batuffoli. Non esiste, non esiste. Hai ragione Luca, hai ragione, io mi sono fatto un po' trasportare dal democraticismo che alberga in me, effettivamente bisogna essere duri, ma difatti col sindaco lo sono stato. Tu giustamente dici anche sul giovane che in effetti... Fede. No, io devo dire la verità sul negazionismo, ma da entrambe le parti, diciamo di destra e di sinistra, sono sempre molto, molto critica, perché il negazionismo porta automaticamente con sé un fondamento ideologico che fa sempre male anche alla democrazia. Quindi io posso tollerare democraticamente chi la pensa diversamente da me, ma chi fa di tutto per cancellare la verità o comunque per eliminare la possibilità di indagarla, questa verità storica, allora lì sono un attimino più diffidente verso queste persone. Dopodiché a sinistra ce ne sono veramente tanti, ci si fa un po' l'abitudine, forse è un callo più che un'abitudine, quindi ci arrangiamo, ce li teniamo anche noi, però secondo me sinceramente fanno anche la figura che fanno, perché fino a 20 anni fa forse di foibe si parlava poco. Adesso insomma c'è un giorno anche dedicato al ricordo di quei momenti tragici, ci sono anche insomma famiglie degli infoibati che si fanno sentire con le loro associazioni, l'argomento non è più tabù e sicuramente trovano anche meno giustificazioni anche coloro che magari fino a qualche anno fa potevano essere considerati ignoranti in materia. Adesso questa ignoranza... No, ma non è giustificabile, però il mio concetto era che un ragazzo giovane gli hanno insegnato così, si è fatto trascinare dall'entusiasmo, sbagliando, ripeto, assolutamente, rispettando pienamente il dolore delle famiglie che hanno subito quello che hanno subito, perché poi non possiamo parlare solo delle foibe, perché c'era anche gente in Istria che è stata cacciata in malo modo. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Vabbè, non c'è. Pronto? Pronto? Ciao. Scusate, ciao. Mi sente? Ho chiamato anche prima, scusatemi. Sì. Senti? Sì, vai. Ci siamo. Pronto? Niente, non ci sente più. Sempre lui. Non ci sente più. Proprio su questa cosa qui scrive Micchi un punto diverso, e che anche questo è assolutamente da sposare. Il punto è che il parassitismo se ne frega di qualunque sistema monetario o forma di Stato che venga deciso, fanno il loro Stato nello Stato con le loro regole e se ne fregano della cosiddetta collettività. Quindi ad aggiungersi appunto al problema della sovranità monetaria c'è anche giustamente, anzi in maggior parte potrei osare di dire, il punto del parassitismo, che in questo paese è veramente fortissimo. Iniziavano nel 79, iniziavano anche le privatizzazioni. Sì, ok, un discorso troppo lungo. È un discorso tutto... Chiudo sul discorso di prima. Non ho finito, okay, già finisco, poi... Però c'è una differenza tra fare una conferenza e fare una battutina. Sì, metro, è vero, okay, è vero. Va discusso anche sì, quella battutina era un po' pesante, perché aveva detto che le foibe erano state una cosa inventata dalla destra per giustificare determinate cose. Sì. Insomma, vabbè. Siamo nell'ambito dell'assurdo. Sì, era abbastanza pesante come cosa, però questo è un sindaco a 10 metri da dove le cose sono successe, un sindaco il cui territorio è ricco di persone che sono scappate nel 49 tra il 49 e il 50. Parenti, esatto, lontani parenti, esatto. Di gente lontani neanche troppo, io conosco no, che è morta sì, però nel senso anche io conosco anche persone che sono fuggite e le conosco, sono ancora in vita adesso che appunto le conosco. Stavo leggendo la notizia del mitra trovato nel cespuglio nel campo Roma a Milano. Il mitra è stato trovato sotto un cespuglio all'interno del campo di via Negrotto a circa mezzo metro di profondità, avvolto in plastica e scotch. È un 9x19 di fabbricazione italiana, simile a quelli usati per l'agguato di via Fani nel 78, quando le Brigate Rosse rapirono
colpirono Aldo Moro e uccisero i componenti della sua scorta. Insieme con l'arma c'erano circa una cinquantina di colpi, tutto perfettamente funzionante. L'arma è stata trovata con l'ausilio del metal detector. Non è stato però possibile attribuire la proprietà a qualcuno. All'interno del campo poi sono state trovate anche 3 auto rubate e una moto rubata 2 giorni fa da un ragazzino. In tutto gli agenti hanno controllato un'ottantina di persone, tra cui 5 agli arresti domiciliari. Queste nuove risorse. Ma io dico, ma se tutte le volte che qualcuno mette il naso in un campo rom trova armi, auto rubate, persone a volte che non si sa quale genealogia abbiano, adesso non mi fermo qui perché sennò scatta l'accusa di razzismo, ma chi mi può dare della razzista se mi metto la mano al portafoglio quando vedo uno zingaro? Nessuno me lo può dare della razzista, perché se tutte le volte che ci si mette il naso si trova sta roba qua, basta. Abbiamo capito l'avevo detto che ci saremmo sfogati, perché adesso ma perché poi volevi salutare qualche autista? No, nessuno. Vabbè, adesso salutiamo anche dopo. Se no salutiamo Benedetto, non Benedetto, salutiamo Francesco, che così abbiamo capito per tanto a chi era rivolto l'accusa. No, ma in realtà poi quelle parole sono state secondo me travisate dai giornalisti, perché strumentalizzate, perché in realtà la citazione era più completa e faceva riferimento anche alle oggettive e comprensibilissime preoccupazioni delle persone. Però detto questo, strumentalizzata per strumentalizzata, chi l'ha strumentalizzata, il mio ma vai a fare un giretto se lo prende, perché non mi si può dire razzista perché per questo motivo. Tu parlavi di chi mette un piede in un campo e trova chissà che cosa, ma qua non è più solo un campo. Il giornale di oggi, una nomade nei guai, occupava le case e poi fingeva di essere incinta. Un cuscino sotto i vestiti per evitare lo sfratto, smascherata dai vicini. Appunto la notizia è sul giornale di oggi. Ha aspettato che gli ispettori Haller se ne andassero per tirare un sospiro di sollievo e quindi sfilare il cuscino da sotto i vestiti, con il quale aveva finto una gravidanza, grazie alla quale la zingara, dopo aver occupato una casa popolare, avrebbe evitato lo sgombero, senza accorgersi però che uno dei funzionari dell'azienda la stava osservando perché messo sul chi va là dai vicini. Così il giorno dopo gli incaricati Haller sono tornati sul luogo del delitto, sorprendendo la zingara con una silhouette invidiabile, potendo dare quindi corso allo sfratto senza problemi. E non è il primo caso. Questa è da oltre la notizia. Invece la notizia grossa che io adesso a sto punto, visto che ne stiamo parlando, la tiro fuori, è anche le villette che il Comune di Milano ha pensato bene di preparare per nella tua zona, per i nostri amici rom, 90 euro al mese, giardino, camera da letto, salottino, aria condizionata. Qualcuno ha avuto anche il coraggio di dire ma sono dei container. Sì, vabbè, ma 90 euro, c'è gente che dorme in macchina. Tra l'altro quelle villette lì noi eravamo andati a fare il sopralluogo nel periodo in cui abbiamo fatto la prima uscita Puliamo Milano, quando è stato 2 o 3 mesi fa. C'erano solo le platee e avevamo messo le recinzioni, il paletto con la rete, quello che servono a casa tua. Le avevano già fatte sparire tutte, quindi c'è un doppio costo nella costruzione di queste casette. Ma lì era per l'avranno fuso e sarà servito per qualcosa. Ah beh, sicuramente. Anziani rapinati, 2 colpi in strada, 2 banditi presi. Sempre dal giornale, nelle brevi di oggi, 2 anziani sono stati rapinati l'altro giorno in strada della Catenina d'Oro da 2 coppie di balordi, ma in entrambi i casi uno dei 2 banditi è finito in manette. Il primo colpo alle 17:30 in via Valfurva, qua in zona 9, dove un 87enne è stato affrontato da 2 magrebini che gli hanno strappato la catenina e cercato di sfilargli il portafoglio per poi darsi alla fuga, ma uno di loro, un marocchino di 30 anni, è stato bloccato dai passanti. Invece qualche minuto dopo, in via Tanaro, un 81enne è stata affrontata e fatta cadere senza gravi conseguenze, per fortuna, da 2 nordafricani, poi fuggiti appunto con la catenina. La polizia è però riuscita a bloccare un egiziano di 27 anni. Non c'è più tempo. Non c'è più tempo, però una cosa si può dire, velocissimissima. Domenica 8 giugno, la mattina, dalle 8 alle 12:30, 13 circa, c'è anche Orzi Nuovi, facciamo un ennesimo gazebo per la raccolta firme, principalmente mirato a quello per abrogare la legge Fornero. Quindi venite a firmare. Anche per introdurre il reato di clandestinità. Anche per quello, però noi l'abbiamo fatto apposta. Orzi Nuovi sconfigge la Fornero perché prevediamo folle di persone che verranno a firmare. Orceaniche. Lo sapevo, la battuta te l'ho lanciata. Ce la facciamo 40 gazebo su tutta Milano, di cui uno quello di Salvabile domani sera, sabato, finirà alle 24, quindi vi aspettiamo.
Già che ci siete, allora, a questo punto, se volete conoscermi dal vivo, non è un bello spettacolo, però se volete io sono davanti al supermercato in via Pellegrino Rossi ad Affori, c'è fianco alla fermata Affori Centro, se dovete venire a filmare a Milano, È qua fuori. è qua fuori vicino a via Bellerio, se volete sono qua e vi aspetto. Perfetto, ci vediamo ai gazebo. Prima di chiudere, voglio semplicemente leggere il titolo di un'altra notizia che era su Quelsi, questa è la sinistra italiana di Riccardo Ghezzi, il grande Riccardo Ghezzi. Ciao. 28 maggio 2014, la bufala dell'abolizione di Equitalia, votata solo dai grillini. È vero che erano 101 i voti favorevoli, 289 i contrari e 3 gli astenuti, il problema è che effettivamente il numero dei grillini a Montecitorio sono 101, solo che tra di loro c'erano molti assenti, e quindi quelli della Lega e quelli di Fratelli d'Italia e alcuni di Forza Italia, che hanno votato anche loro a favore dell'abolizione appunto di Equitalia, non è vero che erano solo i grillini, c'erano una parte dei grillini che erano in aula, più i nostri, più Fratelli d'Italia. Sì, ma questi ormai... tutti, ma i nostri sono sempre... Questi ormai sparano qualsiasi cosa, Pochi via ma col buoni. populismo, tutti a sparare contro destra e a manca, ma non gli crede più nessuno. Faccio un ultimo giro di saluti: Edo, Moroni, Angelo Coppi, Monica Vinci, Gianmarco Senna, Angelo Coppi, Giuseppe Ferrari, che è appunto amico della fede, Angelo Seragioli e Cristian Giugni. Giugni, altro amico di Torbole Casaglia, Ecco. Grande Brescia. Grande Brescia, vi ricordo Gabriele Luigi Abbiati, se volete aggiungermi, oppure oltre la notizia, sono entrambi i profili su Facebook. Vi ringrazio per averci sopportato, ringrazio Stefano Bonizzi, Ciao a tutti. ringrazio Federica Epis, Ciao. ringrazio Giulio in regia, vi saluto, vi auguro una buon fine settimana.